Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima. Veloce Axel Nib che difende la corda da Vamos OP, il quale prova ad andare a chiedere strada. Numero Probabilmente 4, la otterrà. Bimaio Regal, squalificato. Axel Nib e Vamos OP che si stagliano al comando. In terza posizione Bumpy Tough West a precedere probabilmente Antonio Di Nardo. In quarta posizione con Bomber Alter, mentre già di fuori Climber che ha girato bene da 20 metri e prova la risalita esterna. 31,6 per i primi 400 metri di corsa. Vamos OP in vantaggio, Axel Nib in seconda posizione, in terza Bumpy Tough West, in quarta Bomber Alter, poi il 10 di Astecca Dimar allo steccato, mentre prosegue nel suo percorso al largo Climber, che è il favorito della corsa e si dovrà fare 2000 metri allo scoperto. I primi 800 intanto se ne vanno in 1,2,6, ritmo tutto sommato tranquillo, c'è un 31 dopo il 31,6 iniziale. Vamos OP Andrea Vitagliano a guidare il plotone. In seconda posizione sempre Axel Nib, al salchi del quale si presenta ora Climber. 1,18,1 il primo chilometro. Seconda pariglia esterna va a portarsi Bomber Alter che ha rilevato la scia di Climber. Poi in terza pariglia esterna il 9 di Boy Stecca a precedere Anita Spritz. Davanti alle tribune accelera Vamos OP che cerca di mettere in difficoltà gli altri, 14,2 di frazione. Mette in difficoltà Axel Nib, ma Climber così trova posto per rifiatare nella sua scia. E allora a 600 metri dalla conclusione Vamos che ha aperto e deve scappare, Climber che prova ad andarlo a prendere, 14,5 anche per la curva di destra, si mette in moto in maniera decisa Boys Stecca mentre Numero sbaglia Bomber Alter. In vantaggio Vamos OP, Climber che prova a riportarsi sotto ma c'è un 13,9 di là. 2 minuti e 7 decimi il miglio, Vamos OP in vantaggio, Climber che si riavvicina così come fa Boys Stecca, in 3 a lottare la vittoria con poi Bumpy Tough West che prova ad avvicinarsi per le piazze, 14,9 la piegata conclusiva, Vamos OP in vantaggio, Climber che prova a sferrare l'attacco, va di dentro invece Boys Stecca, Vamos che ha ancora una di margine da gestire nei confronti di Boys e di Climber che però non guadagna, Vamos OP nel finale che vince nei confronti di Climber mentre Boys Stecca butta via tutto e lascia al terzo posto Bumpy Tough West. 1,15,5 ragguaglio cronometrico, Vamos OP Andrea Vitagliano che allena e guida per i colori del signor Marino Stradaioli, coast to coast del figlio di Ghiaccio del Nord che nel finale domina la sesta corsa dal Savio di Cesena, fuga vincente, 18 il primo chilometro e il secondo con gambe in spalle e pedalare nell'ordine del 1,12 o poco più, se dovesse essere giusto il mio cronometro, il successo di Vamos OP Andrea Vitagliano.